Eder. Mech. Pallister. Mi hanno sequestrato il telefono perché secondo loro lì dentro ci potrebbero essere non testimonianze ma prove di atti di istigo per il suicidio. Lunedì sera ci siamo visti l'ultima volta. Lunedì sera? Lunedì sera, esattamente. Lei doveva partire, quindi le proposi di accompagnarla. E possono averle fatto del male? Prossima domanda? Non so cosa dirle in merito. Se potessi... Hai qualcosa da dirle? Che ci manca. Ci manca a tutti. E che saremmo contenti di sapere che lei stia bene. Praticamente a Dragos scappava da ridere e questo si era notato subito. Su questo canale prima seguivamo tutti gli scomparsi, poi soprattutto quelli di una certa età giovanile abbiamo evitato di farli perché mi sono reso conto che molti strumentalizzavano il potere mediatico che ha una scomparsa. Cioè loro sparivano, tutti parlavano di loro e quando tornavano queste persone da nessuno diventavano delle star. Così in questa settimana, quando più volte qualcuno mi ha chiesto che cosa pensassi della scomparsa di Tatiana, io ho risposto senza alcun dubbio: non vorrei che fosse ancora viva e che, siccome è una pagina molto seguita come influencer, stesse sfruttando una situazione del genere per avere una massima visibilità televisiva e tornare poi strafamosa. Questo ovviamente l'ho detto a più persone, una delle quali è Katia Motta, che è molto conosciuta da chi segue soprattutto il caso di Trieste, e infatti lei me l'ha confermato stasera scrivendomi subito. Altre persone a cui ho detto questa cosa stasera mi hanno subito contattato dicendo: incredibile, come avevi previsto una cosa del genere. E ripeto, è la ragione per la quale non seguo più questo tipo di scomparse. Io ho pensato da subito che gente del genere potrebbe strumentalizzare il fatto che i media inizino a parlare in modo ossessivo di loro per tornare conosciutissime. Cioè vai via che hai 54.000 follower, al tuo ritorno, se non esce la verità, cioè che l'hai fatto per quello, te ne troverai 150.000. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.